Amici di Bella Sicilia, buon Ferragosto da questo luogo fantastico, un luogo da fiaba in Sicilia. Guardate dove siamo oggi in questa giornata speciale. Ci troviamo a Petralia Soprana, siamo nelle Madonie e guardate che vista da qui riusciamo a vedere tanti luoghi della nostra bella Sicilia, riusciamo a vedere le Madonie. Poi da qui, dalla zona del Belvedere, riusciamo anche ad ammirare questa bellissima chiesa che ci regala un paesaggio da fiaba. E noi stiamo per andare proprio nel centro storico di Petralia Soprana, perché in queste giornate di agosto si svolgono tanti appuntamenti, ma in particolare alla vigilia di Ferragosto e poi a Ferragosto c'è il matrimonio baronale. Ieri vi abbiamo già raccontato la serenata vissuta proprio nella piazza principale del paese e oggi pomeriggio vi racconteremo il matrimonio baronale. Ma seguiteci, intanto fateci sapere dove vi trovate in questa giornata. Ferragosto, oggi noi siamo a Petralia Soprana, fateci sapere come lo state trascorrendo voi. E intanto proprio questa mattina c'è già un appuntamento dedicato al cibo, la giornata gastronomica che da anni si svolge nella mattinata di Ferragosto, prima del matrimonio baronale. Allora, percorriamo la scalinata che collega il centro storico con il Belvedere, eccolo lì. Intanto miriamo anche il paesaggio circostante. Queste sono le Madonie e tra poco vi porteremo alla scoperta del centro storico di Petralia Soprana, un comune del circuito turistico Bella Sicilia. E lì c'è pure Gangi, un altro comune del circuito turistico Bella Sicilia. E poi ricordiamo qua vicino abbiamo anche Geraci Siculo. Scopriremo oggi i prodotti gastronomici delle Madonie, ci sono tanti stand. Quindi seguiteci in pagina con le nostre live e con i nostri video. E qui con me c'è anche Valentina. Valentina, un po' di fiatone sta avendo. Sì, un po' di fiatone, però hai visto come si sta bene. C'è un'arietta comunque un po' fresca, quindi si sta davvero piacevole. Adesso andiamo a visitare gli stand. Adesso vediamo questa bella chiesa e poi visitiamo gli stand gastronomici. Allora amici, restate con noi, questo è il Belvedere Loreto. Ciao Antonio. Ciao Enza. Perché è sempre rimasto perché non ci credo che proprio lui è arrivato E guardate che spettacolo questa chiesa. Vabbè, lo sai perché sei gente che può essere pagiano, bravo, invece non ha proprio La chiesa di Maria Santissima di Loreto. Eccola qui in tutto il suo splendore. Io stai attento che c'è un'ombra qua che ti può colpire. Salve, buongiorno, Ciao. buon Ferragosto. Altrettanto a voi. Se siete nei dintorni raggiungeteci
perché la giornata sarà lunga qui a Petralia Soprana. Ciao Rosa, già questa settimana hai a disposizione E questi sono i vicoli di Petralia, di questo bellissimo borgo delle Madonie, del circuito turistico Bella Sicilia, promosso dall'associazione Vivo in Sicilia, che ci vede come media partner. Qui c'è già un primo stand e noi riusciamo a intravedere poi la piazza principale dove si è svolta ieri la serenata per la zita, la fidanzata, così come si dice in siciliano. E questa è la piazza San Michele, guardate che bella questa fontana. Buongiorno, siamo in diretta su Bella Sicilia. Oggi cosa troviamo qui in questo stand? Oggi troviamo tutte le cose belle che noi facciamo durante la settimana. Oggi il clou è con lo street food che abbiamo organizzato la Prologo. Se vuole può dare anche un occhiatino qua. Ecco, leggiamo tante specialità, cosa abbiamo? Tante, tutte cose nostre, che a chilometro zero, dalle burratine alla caprese, tabulè, la caponata bianca, macco di fave, patate al forno, trippa al sugo, polpettine a codoccia, arrosticini alla griglia, dessert, chi più ne ha più ne mette. Ce n'è per tutti i gusti. Ce n'è per tutti i gusti. Quindi tanti piatti anche della tradizione. Sì, della tradizione locale, per esempio anche se a 30 km da qui, Nicosia, c'è un allevamento di bufala con cui noi collaboriamo e ci sono arrivate proprio ieri sera le burratine, le mozzarelle, la stracciatella e quindi anche la mortadella di bufala. Facciamo dei panini con la mortadella di bufala e stracciatella e granella di pistacchio che è la fine del mondo. Il panino appena sfornato è una delizia. Allora invitiamo tutti a Petralia Soprana in questa giornata di Ferragosto. Siete benvenuti. Grazie. Grazie a voi. Buona continuazione. A prego. Allora amici, noi proseguiamo il nostro viaggio. Questa intanto è la chiesetta di San Michele e qui ci avviciniamo nella piazza. Tanti visitatori già presenti da ieri in questo borgo, strutture ricettive al completo, grande soddisfazione per l'amministrazione comunale, per la Proloco e per le altre associazioni che stanno organizzando questo evento che si svolge ormai da tantissimi anni, quindi è molto rinomato e molto apprezzato qui in tutte le Madonie. Ed eccoci nel cuore pulsante di questo borgo. Allora amici, fateci sapere da dove ci guardate. Ciao Antonio, scrive meraviglia, sì. Oggi è anche un raduno di vespe, li vedremo tra poco. Quindi restate in nostra compagnia perché vi stiamo per mostrare la piazza principale di Petralia Soprana e poi nel pomeriggio andremo anche al Duomo. E qui la musica, il nostro folklore.
Siamo in diretta su Bella Sicilia, un Ferragosto speciale. Veramente bellissimo, tanta gente, tanto divertimento, raduno anche delle vespe d'epoca, si può degustare da tutti i lati per poter assaggiare i prodotti della nostra terra, della nostra Petralia Soprana. È veramente una gioia poter stare qui a divertirci. Si andrà avanti sino a tutta la serata, quindi Fino a notte inoltrata, ci sarà musica, ci sarà nel pomeriggio tutto quello che sappiamo il corteo del matrimonio baronale, ci sarà il raduno dei gruppi folcloristici internazionali, ci sarà la celebrazione del matrimonio baronale, ci sarà tanto divertimento, tanta esibizione, ce n'è per tutti i gusti. Grazie Sindaco, a dopo. Grazie a voi. Amici, una giornata speciale quella di Ferragosto qui a Petralia Soprana. Questo è il palazzo municipale, guardate che bello, e proprio qui si svolge una delle scene del matrimonio baronale. Ieri si è svolta la serenata con la futura sposa che si è affacciata qui su questo balcone, e poi il balcone della stanza del sindaco che abbiamo appena intervistato. E questo è il paese dei panorami, da qui abbiamo tanti affacci, così ce n'è un altro, che sono i vicoli di Petralia Soprana. Oggi in festa. Valentina, non resta altro che iniziare il nostro viaggio tra gli stand. Sì, iniziamo il nostro giro per scoprire e anche gustare i prodotti proposti oggi. Ciao amici, allora condividete il video e ancora una volta a tutti voi buon Ferragosto. Scrivete anche semplicemente da dove ci state seguendo. C'è chi ci saluta da Bologna, chi da Tripi. Ecco, seguiteci anche su Onda TV, presto uno speciale completo. Gaetano, buongiorno, siamo in diretta su Bella Sicilia. Allora salutiamo tutti gli amici di Bella Sicilia, diciamo dove si trova Petralia Soprana. Petralia Soprana si trova a 1147 metri sul livello del mare, siamo al centro della Sicilia, nel Parco delle Madonie, insomma al centro del mondo. Veniteci a trovare, sarà una bellissima esperienza per tutti voi. Grazie allora a Gaetano, Valentina, e noi continuiamo il nostro viaggio qui, seguiteci in pagina e anche su Onda TV. Ciao ciao!